Amici viaggiatori, ben trovati in un appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Come potete vedere dalle immagini abbiamo iniziato il nostro ciclo primaverile dall'esterno e abbiamo voluto partire con una promessa fatta qualche mese fa. Avevamo detto ancora questo autunno il ciclo primaverile doveva e voleva iniziare da Treviso, una provincia che a dire il vero abbiamo un po' trascurato in questi anni ma che è talmente bella che abbiamo deciso di dedicare tutta una serie di puntate. Infatti il protagonista di questa puntata è Treviso. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. To me tight, tie me up again. Who's got the claws in you, my friend? Into your heart beat again. Sweet like candy to my soul. Sweet you rock and sweet you roll. Lost for you, I'm so lost for you. Naturalmente per iniziare la scoperta di una città abbiamo scelto la guida turistica per eccellenza della zona, Lucia Benedetti del Centro Guide e Servizi Turistici. È un piacere innanzitutto, tu ci accompagnerai alla scoperta di questa città. In questo momento noi ci troviamo in quello che è un po' considerato il salotto di Treviso, Piazza dei Signori. Ma perché un nostro telespettatore deve scegliere appunto Treviso per una piccola vacanza, per una escursione, una gita fuori porta, Lucia? Perché ha sì dei monumenti interessanti, il Duomo, Palazzo dei 300, palazzi veneziani, però è l'atmosfera che coglie chi arriva la prima volta a Treviso. È città di acque perché è attraversata da due fiumi, il Sile e il Botteniga, che noi chiamiamo Cagnan perché Cagnan l'ha chiamato anche Dante Alighieri quando è stato ospite a Treviso e ha voluto ricordare la nostra città nel paradiso della Divina Commedia. Poi è la città degli affreschi perché fin dall'epoca medievale i trevigiani usavano abbellire, ingentilire le case con queste pitture in modo da utilizzare un metodo poco costoso al tempo ma di bell'effetto, rendendo più accogliente la città. Pertanto quando si gira tra le stradine non troviamo grandi palazzoni ma edifici che sono di epoca medievale, che erano le case degli artigiani, quelle dei mercanti, dei palazzetti nobili come dicevo prima, però qualche cosa che è ospitale, che è equilibrato, è in proporzione, non ci sono monumenti grandissimi che cambiano l'atmosfera che ha voluto dare nei secoli. Tanti piccoli gioielli per dare un'omogeneità a questa città. Poi vogliamo ricordare che in questa zona si mangia molto bene. Ah beh, si mangia bene, si beve anche perché è la città del radicchio rosso, dell'asparago, dei prodotti della terra, dalle fragole ai peperoni e il prosecco non dimentichiamolo perché ci sono delle lunghissime strade che prendono il nome appunto da questo prodotto che è conosciuto in tutto il mondo. Quindi oltre ai prodotti ci sono poi i ristoratori che si danno da fare per rendere più appetibile proprio l'ingresso, l'ospitalità alla città perché si appaga il cuore e anche la gola. Beh, mi sembra giusto. Lucia, abbiamo fatto una bella premessa, a questo punto direi di iniziare la scoperta di Treviso.
passi da Piazza dei Signori, Piazza dell'Indipendenza, con alle nostre spalle il Palazzo dei 300. Si può definire il palazzo proprio il simbolo della città, perché qui si sono svolte e si sono tenute le assemblee principali. Era stato costruito nel 1200 per circa 300 consiglieri che prendevano le decisioni per Treviso, e adesso è sede del Consiglio Comunale, quindi ha mantenuto questo carattere pubblico. Ha un salone bellissimo all'interno, molto grande, anzi è uno dei più grandi d'Italia dell'epoca, senza pilastri, senza colonne, completamente aperto, con gli stemmi dei podestà della città. È stato, poterlo vedere adesso è il risultato della volontà dei trevigiani che dopo la seconda guerra mondiale, quando era stato molto danneggiato, hanno voluto, nonostante parte della distruzione che ha subito, tenerlo in piedi e portarlo fino ai giorni nostri. Ha una storia particolare anche durante la guerra mondiale. Infatti Treviso ha subito questo bombardamento il 7 aprile del 1944, quindi ci sono alcune parti della città che sono state lodevolmente ricostruite e conservate, altre che purtroppo non hanno potuto essere ricostituite come erano in origine. E il Palazzo dei 300, lo si vede anche dal segno che c'è sulla parete, ha una parte ricostruita e l'altra che invece è quella autentica, rimasta. È rimasto però, è stata riportato agli antichi splendori, come si suol dire, è stata ripristinata la struttura originaria. Esatto, sì, anche recuperando gli affreschi all'interno che rappresentano le 4 virtù cardinali e gli stemmi dei podestà che hanno governato la città. Kissing you, kissing me, love, on a good day into the moonlight. Alle mie spalle la Loggia dei Cavalieri, costruita in epoca medievale nel baricentro della città, perché proprio all'incrocio delle 2 strade principali, il Cardo e il Decumano, che anche adesso sono le 2 strade più importanti della città. Qui si riunivano i cavalieri, i giovani ragazzi appartenenti alle famiglie nobili che partivano per le crociate. La storia dice che conversavano tra di loro, giocavano a scacchi, che era il loro punto di incontro. Ancora adesso sono rimasti degli affreschi di pregio, tra cui questa infilata di cavalieri che ricorda la presenza di questi giovani ragazzi. Il cuore storico della città sta sopra 3 piccole alture, che attualmente sono Piazza del Duomo, Piazza dei Signori e Piazza Sant'Andrea. Su questo spazio è stata costruita in epoca medievale la Loggia dei Cavalieri, quindi nel cuore storico della città. Lucia, diciamo che i posti suggestivi, particolari qui a Treviso assolutamente non mancano. Alle nostre spalle un mulino, dietro la pescheria, per rappresentare un rapporto molto importante fra Treviso e l'acqua. Esatto, infatti buona parte delle case è costruita proprio sopra l'acqua con dei pali che non sono di legno come succede a Venezia, ma di pietra o di mattone. E poi si vede scorrere questo fiume che si insinua tra tutte le viuzze. La pescheria è uno dei posti caratteristici perché è legato alla nostra storia. Fin dal 1700 c'è il mercato del pesce, in questo isolotto che si era formato con i detriti portati dal fiume. Poi, siccome il mercato era in un posto della città meno comodo, forse più disordinato, sono stati fatti 2 ponticelli e abbiamo collegato questa isola al resto della città. E la mattina ospita questo vivace mercato che è il punto di riferimento per le spese dei trevigiani.
I mulini sono ancora oggi visibili, ce ne sono 4-5, ricordano la presenza di queste strutture che sono state la base dell'economia trevigiana, perché l'acqua è bella da vedere, però era fonte di vita da un lato, ma anche per i trasporti e per il commercio e per le attività produttive, per cui Treviso veniva chiamato il granaio di Venezia, perché produceva la farina per i trevigiani e per tutto il territorio veneziano. Poi con le stesse strutture producevano anche, battevano il ferro, tingevano i tessuti, le attività erano legate a queste strutture molitorie. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Vi aspetto tra pochissimo per continuare la scoperta di Treviso. A tra poco. When you fell on the rocks that are burned in the river, with the blood from your nose running hard on your fingers and through the rest of your life. Change in the weather, you were touching my arm, you were holding a feather, and then I opened my eyes. Continua la scoperta di Treviso, a questo punto siamo qui in quella che è la Piazza del Duomo, in uno dei luoghi di culto più antichi della città. Sì, in questo luogo c'era un tempio pagano. Poi abbiamo, tra l'altro, a fianco del Duomo, una pavimentazione ancora visibile che è del primo battistero paleocristiano. Poi c'è stato il battistero attuale che originariamente era invece, si ritiene essere stato la prima cattedrale, il primo Duomo. Poi è stato costruito questo, che è stato definito nel tempo un piccolo Vaticano per il fatto che è molto ampio e ha dei grandi volumi rispetto alla proporzione della città. È composto sia dall'attuale battistero, dalla cattedrale, dalle canoniche e dal vescovado, quindi occupava una buona parte del centro cittadino. Forse anche per il fatto che in quell'epoca, quando è stato costruito, abbiamo avuto l'elezione di un nostro cittadino a Papa, Benedetto XI, ha preso il nome, si chiamava Niccolò Boccassino. Abbiamo detto uno dei luoghi di culto più antichi della città, però comunque è stato completamente rifatto, non è la struttura originaria, quella che vediamo alle nostre spalle. Quella originaria è conservata nella parte laterale posteriore e anche un po' dell'aspetto della piazza, però la facciata e l'interno sono neoclassici, quindi hanno un impatto molto più imponente. Parliamo un attimo anche del battistero, probabilmente era il primo Duomo, la prima cattedrale di Treviso. Dedicato a San Giovanni. Poi anche adesso è visibile, ancora ha una costruzione molto semplice, romanica, ma anche elegante nello stesso tempo. All'interno ci sono ancora degli affreschi ed è stato dedicato a San Giovanni, poi quando è stato costruito il Duomo è stato dedicato a San Pietro Apostolo.
Satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon, and the world your balloon, keeping time for the mother station. Winter's cool, spring races. Lucia, alle nostre spalle è quello che è probabilmente il gioiello di questo Duomo, la pala del Tiziano. Mentre tutto l'interno del Duomo è in stile neoclassico, queste due cappelle laterali all'altare maggiore sono rinascimentali e questa è la più famosa perché ospita l'Annunciazione del Tiziano. Giustamente è considerata una dei capolavori di questo artista e uno dei gioielli della nostra città, perché intanto è stata fatta per questo posto, quindi anche l'architettura che è dipinta e che contestualizza la scena dell'Annunciazione è l'architettura di questo luogo. E la Madonna poi tra l'altro è rappresentata in una situazione un po' anomala, di solito parla con e accoglie l'annuncio dell'angelo, invece qui c'è l'angelo che arriva molto frettoloso da dietro la Madonna e lei si gira, quindi anche non è un'opera classicamente simmetrica come si usa nel Rinascimento. Pertanto è originale nella sua conformazione e anche nell'impostazione, perché la Madonna è vestita come una persona elegante dentro un'architettura sontuosa. Sullo sfondo c'è quello che ha voluto l'opera e che ha chiamato il Tiziano, che è il canonico Broccardo Malchiostro, le cui iniziali sono presenti anche sotto l'immagine dell'Annunciazione. Poi è stato anche sepolto qui. Tutto intorno di questa cappella ci sono invece degli affreschi, questa era una tela, e che sono del Pordenone, un allievo del Tiziano, che ha un'espressione un po' più vigorosa, più imponente nella sua manifestazione dei personaggi. Lucia, diciamo che quando si scende nella cripta di questo Duomo si rimane a bocca aperta per la bellezza e anche forse per la spiritualità che si respira in questo ambiente. Infatti questo è si può dire, il luogo più antico rimasto in piedi della città. Risale al X-XI secolo d.C. ed è per le sue dimensioni molto grande, quindi questa atmosfera la si percepisce proprio anche perché si entra nella storia. È stata costruita dopo la distruzione da parte dei barbari di Altino, quindi tutte le colonne e i capitelli che si vedono sono tutti uno diverso dall'altro perché sono materiale da recupero, e proprio per questo motivo forse ci dà una certa armonia. È stata costruita con questa particolare proporzione che è semplice ma elegante. Era completamente affrescata, rimangono ancora degli esempi interessanti di queste decorazioni a fresco. C'è un'immagine che è un po' naif, è abbastanza particolare, con Cristo che soffia lo Spirito Santo e quindi dalla sua bocca esce proprio la colomba. Ci sono due cappelle laterali all'altare maggiore che rappresentano una delle grottesche, quindi una decorazione tipicamente civile e non caratteristica religiosa, e poi un'altra simmetrica dall'altro lato con degli stucchi tipici delle ville, dei palazzetti rinascimentali e seicenteschi di epoca veneta.
All'interno però forse la cosa, il cuore, il fulcro principale della cripta è la tomba di San Liberale, che è il nostro santo patrono, un guerriero romano del VI secolo d.C. che è stato ricordato e eletto a patrono dopo la fine della peste del 1600 e si celebra, lo si ricorda il 27 aprile di ogni anno. Veramente Treviso è una città da scoprire, ogni angolo ti propone veramente delle suggestioni incredibili per la bellezza delle vie, del fiume e dei ponti, veramente una città molto molto bella. Il tempo televisivo però purtroppo come di consueto è tiranno, però noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima per continuare la scoperta di questa bellissima città. Prima però diamo delle informazioni ai servizi ai nostri telespettatori. Per avere una guida qui a Treviso come bisogna fare? Potete consultare il nostro sito che è www.guideveneto.it e lì nel sito trovate, oltre che la disponibilità delle guide, anche degli itinerari che sono quelli classici e anche quelli più dove si scoprono cose che non sono comunemente visitabili. Ricordiamo velocemente il sito così abbiamo dato tempo ai nostri telespettatori di prendere carta e penna. www.guideveneto.it. Lucia, naturalmente ti ringrazio, do appuntamento a te allora la settimana prossima per continuare la scoperta di questa, credetemi, bellissima città. Ci abbiamo messo un po' di anni, però ne valeva veramente la pena. Siamo proprio alle battute finali, anche noi diamo delle informazioni di servizio. Voglio ricordarvi che se voi volete mettervi in contatto con noi, a disposizione il nostro indirizzo di posta elettronica viaggiando@telechiara.it. Voglio ricordarvi inoltre che da qualche mese è attivo la nostra pagina su Facebook, quindi cercateci e diventate nostri fan cliccando Viaggiando, in più che questa puntata oltre sulla nostra pagina Facebook la potrete rivedere sul nostro canale di YouTube Telechiara Produzioni, oppure cliccando su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.